Benvenuti a una nuova puntata dello speciale di Verona Network per le elezioni regionali 2025. Negli studi di Radio Adige TV abbiamo David Di Michele, benvenuto. Benvenuto, grazie a lei Alessandro e a tutti gli ascoltatori. Una storia politica, la sua, che ha delle radici ben chiare e forti. Ci spieghi un po' da dove arriva il suo impegno politico? Il mio impegno politico nasce tanti anni fa, quando ho sposato l'idea di Fratelli d'Italia per una questione di ideali, anche una questione di coerenza, e sono entrato praticamente quando il movimento era l'1 e mezzo, quindi erano anni anche difficili ovviamente, perché non vedevamo la luce, spesso vedevamo il buio, però piano piano eravamo convinti, mattoni su mattoni, di poter raggiungere anche una percentuale significativa, e devo dire che i tanti sacrifici e le tante azioni sul territorio, tanti incontri con i cittadini, alla fine ci hanno gratificato molto, perché vedere il nostro partito al governo credo che sia una cosa, per alcuni di noi che sono partiti da zero, che veramente dà un'enorme soddisfazione. Il suo comune Lavagno è impegnato in politica appunto nel suo comune, ma anche in provincia. Come sono nate queste esperienze? Sì, il comune di Lavagno è stato tramite un caro amico che all'epoca, nel 2009, mi aveva fatto questa proposta, dopodiché sono tanti anni che sono amministratore, adesso attualmente ci sono state le elezioni l'anno scorso, sono vice sindaco di un territorio veramente bello e vicepresidente della provincia da diversi anni. Devo dire sempre che comunque con grande consenso, quindi vuol dire che l'attività sul territorio, l'impegno, alla fine, se fatto con coerenza e con gli ideali giusti, viene sempre ripagato. Comune e provincia, ora tenta il salto anche in regione. Come mai la scelta di volersi impegnare anche in questo senso? Io, come ho sempre detto, sono a disposizione del mio partito e ho sempre lavorato nel territorio, ho sempre fatto veramente tanti incontri con cittadini su tutta la provincia di Verona, che sono 98 comuni. È normale che io non mi tiro mai indietro. Adesso c'è un'opportunità che il partito sta valutando, appunto, di eventuali candidature. Io sono a disposizione perché ritengo sia doveroso farlo per il mio movimento, perché sono partito da zero, quindi adesso che siamo a livello, diciamo, di consenso importante, io non posso far mancare quello che è l'appoggio chiaramente a un movimento di cui io sono particolarmente affezionato. Regione, appunto, si chiude un'epoca in Veneto, l'epoca Zaia. C'è chi anche in questi studi l'ha definita un regno. Che giudizio dà di questa esperienza oramai di 15 anni che si chiude? Sì, come ho detto in tantissime occasioni, anche di incontri pubblici, anche emittenti televisive, Zaia ha fatto un ottimo lavoro, con una squadra sempre comunque forte. È normale che le regole vanno rispettate, non devono essere fatte solo per una persona. Il regolamento dice questo, le normative dicono questo, che non era più possibile ricandidare Zaia. Io sono convinto che ci sono degli amministratori che hanno la competenza, la voglia di poter fare bene, e un ricambio ci voglia, soprattutto tenendo anche in considerazione, perché è giusto farlo, quello che è l'esito delle urne e quindi il rispetto verso quello che è l'elettorato. Cosa va e cosa non va in Veneto, secondo lei? Quello che va, nonostante le difficoltà di un periodo storico comunque difficile a livello mondiale, lo vediamo dal punto di vista della geopolitica, le guerre, l'inflazione, sono tanti ambiti, la difficoltà dell'internazionalizzazione ormai per tante aziende che si erano anche strutturate. Credo che l'Italia, comunque i numeri stanno dando esiti positivi, nonostante qualcheduno si auspicava, ahimè, il contrario. Però le aziende comunque sono sempre aziende che attraverso la capacità imprenditoriale di tanti italiani si stanno distinguendo sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Sicuramente bisogna intervenire un po' più sulla tassazione, perché faccio un esempio: un giovane che vuole aprire un'azienda o comunque provare a fare un libero professionista, non c'è neanche il tempo di aprire la partita IVA, che già gli arrivano da pagare quelle che sono, diciamo, delle tasse, e questo non va bene, perché chiaramente dobbiamo incentivare e sostenere i giovani appunto a fare impresa, perché poi sono loro che promuovono il lavoro. Ci vuole anche un sistema giuridico più veloce,
perché oggigiorno non si fallisce per i debiti, ma purtroppo, ahimè, spesso si fallisce sui crediti, perché chiaramente non si riesce a incassare da clienti, e questo per tante aziende poi comporta anche arrivare ad una sofferenza, e sappiamo bene che poi il sistema bancario non è più come una volta. Adesso basta poco per chiederti dei rientri, quindi di mettere in difficoltà un'azienda che magari ha delle potenzialità, ma che è entrata in difficoltà a causa di persone che non sono corretti e leali dal punto di vista commerciale. Restando a Zaia, una sua grande bandiera è stata quella dell'autonomia. Ora è arrivata però forse già zoppicando con le pronunce della Corte. Il suo giudizio su questa prospettiva per il Veneto? Sì, Zaia, diciamo, ma poi bisogna dire tutto il centrodestra, perché era coeso, diciamo, nell'ambito dell'autonomia, se vogliamo concretamente cercare di tutelare quelle che sono le risorse del territorio per poterle impiegare poi in modo concreto ed efficace. Quindi era una modalità per fare in modo che i contributi dei cittadini del Veneto poi dovevano essere assolutamente investiti e utilizzati nei migliori dei modi. È un modo anche di responsabilizzare quelli che sono, diciamo, gli attori principali del mondo dell'amministrazione, e quindi sicuramente era un tema che non si poteva non sposare. Poi sappiamo bene che in Italia l'iter non sempre è così veloce, però credo che alla fine si arriverà all'obiettivo. A proposito della sua esperienza invece in provincia, ha da anni la delega agli istituti scolastici. Allora vediamo questo articolo dal nostro sito dailyverona.it, arriva dal giugno 2021, ci sono delle mascherine che insomma ci ricordano tempi andati e che però insomma ci hanno lasciato il segno, ma al di là di questo rigenera come dare vita agli arredi scolastici. Qui lo vediamo in compagnia della assessora dell'epoca Donazzan, e insomma di cosa si tratta? Una bella idea, mi sembra di capire. Sì, è un'idea, come dice Rigenera, che diamo nuova vita agli arredi scolastici, e è una cosa di cui vado particolarmente fiero, perché l'abbiamo sposata insieme a qualche tecnico della provincia all'epoca. È stata per noi una scommessa. Noi nel concreto andiamo a recuperare tutti quelli che sono gli arredi, quindi i banchi o anche i tendaggi, che di solito magari venivano accantonati perché ritenuti obsoleti, attraverso una modalità, un sistema di gare d'appalto interne, che quindi sosteniamo anche il tessuto economico locale. Mi viene in mente anche ad esempio Cerea, che è famoso proprio per l'arredamento. Questi banchi vengono curati, trattati e poi rimessi in circolo con un'etichetta che proprio va a giustificare un progetto Rigenera. Quindi c'è anche una valenza educativa, perché i ragazzi poi si interessano, cercano di capire cos'è quell'etichetta Rigenera, e quindi colgono il fatto che è un banco che è stato appunto rigenerato, come dice il termine, e questo ha permesso al nostro ente di risparmiare centinaia di migliaia di euro, e soprattutto la gratificazione da parte anche del Ministero dell'Istruzione, perché questo progetto poi è stato esportato anche in altre province, in altri comuni, appunto con la valenza di buona amministrazione, e quindi per me è stata una particolare soddisfazione. Amministrare sembra che sia una cosa noiosa, invece serve anche fantasia in certi casi. Specie quando devi risparmiare. Esatto, sicuramente. A proposito di risparmiare e di fantasia, ATV è appena iniziato l'anno scolastico. In questa fase, siamo nella solita fase di inizio anno in cui c'è qualche difficoltà con gli orari, in particolare tante scuole hanno cambiato orario quest'anno sui 5 giorni, insomma la carenza di autisti, anche il trasporto è un nodo importante per il futuro di Verona e del Veneto. Certamente, anche qui io sono stato un po' il fautore della settimana corta, perché c'era una doppia valenza. Da una parte pensavo che era anche giusto fare in modo che i ragazzi sabato potevano stare un po' più con le famiglie, poter anche fare un po' di attività motoria, e dall'altra parte, essendo Verona una città turistica, il fatto che ci fossero stati poi meno bus sul territorio permetteva ai numerosi turisti di poter godere maggiormente quelle che sono le bellezze e la storicità della nostra città. Come ogni anno, nonostante tutte le difficoltà, siamo riusciti a ripartire con gli istituti, parlo di secondo grado perché sono quelli legittimati dalla provincia, cercando di venire incontro a quelle che sono le esigenze di crescita dei dirigenti scolastici. Per quanto riguarda ATV, che noi chiaramente siamo in comunione, quindi collaboriamo strettamente, anche quest'anno siamo ripartiti sapendo bene di monitorare quelle che erano le corse, perché dobbiamo tenere presente che sono migliaia e migliaia di chilometri che comprendono i 98 comuni,
con le difficoltà di risorse umane, perché tante volte ATV fa i bandi, però non ci sono più quelle partecipazioni che c'erano tantissimi anni fa, quindi non si riesce più a avere dei sostituti come si faceva in precedenza, basta uno che sta male già ti mette in difficoltà, però l'organizzazione è sempre stata pianificata in modo corretto, quindi nel momento in cui vedremo in questi 15 giorni come vanno le situazioni, dove ci sono le criticità, interverremo per migliorare e perfezionare magari qualche linea che in questo momento qua ci sta portando delle problematiche. L'epoca di Zaia fra qualche mese finisce, il candidato del centrosinistra è pronto ormai già da qualche mese, il centrodestra ci ha messo un po' di più, ha fatto fatica a trovare un nome. È un problema questo o comunque il centrodestra si sente abbastanza forte in Veneto? La storia ci parla di un centrodestra che è sempre stato vincente appunto nel Veneto. È normale che quando ci sono dei competitor di profilo ci debba essere una discussione a livello politico, cercando di fare in modo che il dopo Zaia possa essere una continuità e dove è possibile anche migliorare. È più facile, devo essere sincero, senza fare ironia, un candidato del centro-sinistra, perché sappiamo bene che appunto il centro-sinistra non ha mai vinto nel Veneto, e quindi comunque era più facile trovare una persona che magari poteva anche mettersi in gioco, tanto il rischio era quasi a livello: se perde non è successo nulla, se vince magari fa un miracolo. Da parte nostra stiamo discutendo in un'ottica nazionale, perché chiaramente siamo una coalizione, non c'è solo un partito, quindi ci vuole rispetto tra tutte le parti. Fratelli d'Italia, quando c'erano dei candidati del centro-destra che magari in quel momento storico avevano delle percentuali più importanti dal punto di vista dell'elettorato, quando ci proponevano dei candidati, per rispetto della coalizione e soprattutto per rispetto di coloro che votano e che votavano quel movimento, abbiamo sempre aderito, avallato determinate scelte. Quindi noi chiediamo la stessa cosa, quindi rispetto, perché il Fratelli d'Italia nel Veneto è il primo partito, ha delle percentuali importanti e noi dobbiamo dare delle risposte al nostro elettorato che ci chiede sempre più responsabilità. Siamo arrivati fino appunto a livello nazionale nella nostra chiacchierata, torniamo al locale per chiudere. Una battuta finale. Verona e la sua provincia si dice che sia un po' abbandonata, lasciata nell'angolo in Veneto rispetto ad altre province. È vero o c'è un luogo comune? Onestamente bisogna lavorare per fare in modo che Verona possa tornare quello che realmente è stato in tanti anni, perché Verona è un crocevia importante dal punto di vista industriale, dal punto di vista economico, dal punto di vista dello sbocco con la Brennero, con l'aeroporto, e dobbiamo lavorare perché Verona merita di ritornare come era in passato, e chi sarà eletto dovrà assolutamente mettere nella priorità questo impegno a tutelare la città di Verona, perché in tanti anni, con estrema onestà e sincerità, Verona è stata considerata di serie B, e questo non è la realtà dei fatti e non è neanche corretto, perché, ripeto, la città di Verona è conosciuta in tutto il mondo, ha una storicità, una cultura, una tradizione che va valorizzata, e noi amministratori dobbiamo difendere assolutamente, maggiormente adesso a livello regionale, quello che è il nostro patrimonio. Allora, grazie a Davide Michele, vicepresidente della Grazie provincia di Verona, per essere stato con noi. Magari ci risentiamo dopo le elezioni. Volentieri. E buon proseguimento con tutta la programmazione di Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.